con un vice interno, il numero 2, che sarà naturalmente del Veneto. Dopo l'annuncio dal palco di Milano, con 2 giorni d'anticipo rispetto al primo consiglio dell'era Maroni, la riserva è stata sciolta. È stato lo stesso Roberto Maroni a fare una telefonata per comunicare a Federico Caner di aver scelto lui. Sarà dunque il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, laurea in scienze politiche in tasca, all'attivo le elezioni in consiglio comunale e provinciale nella Marca, a salire in plancia di comando al fianco di Maroni. Era il tema dell'onestà e la trasparenza. Sapete chi l'ha preso? I grillini. Ecco i voti dove sono andati. Su questi dati qua noi dobbiamo ripartire. Questo è un punto di debolezza che deve tornare punto di forza per la Lega Nord. Proprio le parole del trevigiano, cresciuto all'ombra dello sceriffo Gentilini ma decisamente più incline alla mediazione, avevano incalzato i delegati al forum di Assago, sottolineando la responsabilità dei padani nei voti finiti dai grillini. Parole che con buona probabilità hanno finito di convincere Maroni che Federico Caner era la persona giusta. Maroni era già messo sotto pressione dai trevigiani che siedono con lui nel Consiglio federale, legacy Giampaolo Dozzo. Il capogruppo in regione intanto non commenta, una sorta di strategia scaramantica in attesa che il Consiglio ratifichi quello che il capo ormai ha deciso. A questo punto rimane da capire se la nomina potrà o meno lanciare Caner a candidato sindaco di Treviso.